Chiara Bersani, artista, performer, è qui in questi giorni a B-Motion Danza 2018 per presentare il suo ultimo spettacolo, Seeking Unicorns. Ti chiedo di raccontarci di questo spettacolo partendo magari dal titolo, se hai voglia. Seeking Unicorns è la versione museale di Gentle Unicorn, che è un lavoro che ha appena debuttato a Sant'Arcangelo. E in questo lavoro in cui pensato appunto per spazi non teatrali, e noi ci poniamo veramente alla ricerca di contatti, di incontri con altre persone con altre persone o no, con altre creature, con altri unicorni. E, e li cerchiamo e li chiamiamo e proviamo a radunarli. E da qui il titolo. Il leitmotiv di questi giorni di festival, che si è intersecato anche con convegni internazionali ai quali tra l'altro tu hai partecipato come relatrice, è stato il corpo come archivio. Tu ami spesso ripetere che il tuo è un corpo politico. Sì. Come e perché? Il mio è un corpo politico, allora, tutti i corpi sono politici a mio avviso. E nel mio corpo questa particolarità è molto forte in quanto ogni volta in cui io scelgo di scendere nella strada, di mettermi in relazione con la società, e chi mi osserva, chi mi incontra per la prima volta crea dentro di sé un'immagine di me e attribuisce a questa immagine dei significati. E io non ho alcun controllo su questi significati perché questi significati attingono per l'appunto dai loro archivi personali, umani, culturali, psicologici, storici e quant'altro. E l'unico modo che io ho per entrare in dialogo con questa immagine è essere consapevole della valenza politica del mio corpo e provare a lavorare sulla modalità in cui lo mostro, in cui lo muovo nella società, nella strada o in questo caso in scena. E, e quindi provare a manipolare la componente politica, creando in quel modo, cercando di creare delle brecce, dei ponti, delle possibilità di dialogo. Chiara, hai voglia di regalarci con la tua voce un passo del tuo manifesto, diciamo, giovanile? No, ma è ancora valido. Sì, provo a ricordarmelo. Ehm, manifesto, manifesto seduta, manifesto muta, manifesto occupando uno spazio. La mia voce è politica, il mio corpo è politica, la mia solitudine è politica. Voglio disturbare con l'immobilità. Grazie, Chiara. Grazie a te.